È partito il cammino interdiocesano alla Volta di Roma. Per molti è anche un'esperienza di cammino interiore, quasi una scommessa per la propria vita. Fare questi percorsi insieme, provenendo anche da varie esperienze ecclesiali, è un modo con cui Dio ci vuole dire qualcosa e vuole raggiungere il cuore di questi ragazzi qui. Partire è sempre un po' un'avventura particolare, ecco. Intanto bisogna vincere una certa ritrosia, staccarsi un po' dalle proprie comodità, ad andare verso qualcosa che comunque è sconosciuto, e quindi è già un atto di fiducia, di fede. Poi è necessario così anche mettersi in moto sia dal punto di vista fisico ma anche dal punto di vista, diciamo così, interiore, quindi la disponibilità ad incontrare nuove persone, ad affrontare nuovi stimoli, ed anche per chi è credente ad ascoltare la voce del Signore, che senz'altro in questi giorni parlerà al cuore di chi lo vorrà ascoltare. Che cosa ti aspetti personalmente da questi giorni? È quello di raccogliere così da questi ragazzi delle idee, degli stimoli da poter poi portare al Santo Padre e ai vescovi, che saranno invitati a ragionare sul servizio che la Chiesa può fare ai giovani e con i giovani.